L'autonomia è la chiave delle sfide dello sviluppo, del welfare, del buon welfare per le famiglie, per gli anziani, è insomma la chiave, lo strumento per dare qualità della vita ai cittadini. Questa è l'autonomia rappresentata nei giorni scorsi a Trento, durante le giornate dedicate al futuro dell'Italia delle regioni. Un tema particolarmente sentito dal Veneto, che si appresta a votare un referendum per ottenere maggiore autonomia. Come applicarla in Veneto? Beh, innanzitutto, finalmente riesumando il referendum sull'autonomia, perché non se ne parla più. C'è una legge regionale che dice al Presidente della Regione che va indetto, il Presidente della Regione ha anche avviato una trattativa con il Governo centrale, ma tutto tace e tutto è fermo, mentre abbiamo una serie di problemi molto concreti da affrontare e l'autonomia serve per questo. Un'autonomia non solo possibile secondo l'onorevole Urbinato, ma immediatamente applicabile in alcuni ambiti, come ad esempio gli asili e le materne parrocchiali. Un'esperienza solo veneta. Perché non si apre finalmente la trattativa? Perché il Presidente Zaia non apre, l'assessore Donazza anche l'ha annunciato mesi fa, ma non vedo muoversi nulla, non apre finalmente il negoziato con il governo per portare a casa questa competenza? La gestione delle scuole paritarie che fanno risparmiare la spesa pubblica e garantiscono qualità nell'istruzione, ma che da anni vive nel precariato economico. Discutere e negoziare questa competenza con lo Stato, che oggi è possibile, a Costituzione vigente, significa lasciare nelle tasche di queste famiglie venete che hanno bambini dai 3 ai 6 anni che vanno alla materna paritaria qualcosa come qualche centinaio se non anche un migliaio di euro. Una battaglia dove non devono esistere schieramenti politici avversi. Questa è una battaglia veneta. Cominciamo a farla seriamente. Se il governatore della regione la fa sua, se l'assessore Donazzan la fa sua, io sono come parlamentare a disposizione, però vorrei vedere che finalmente dalle parole si passa ai fatti.